Signor Oscar, anche quest'anno luci illuminate qui a San Fior, una casa sempre che rispecchia quello che è l'atmosfera natalizia. Da quanti anni si occupa di realizzare queste cose? Circa 35 anni. Ho iniziato con la nascita di mia figlia, un po' alla volta, e ogni anno ho aumentato le luci. Anche quest'anno ce ne sono di nuove, diverse. E da mettere dentro ne ho oltre 40.000, ma quest'anno purtroppo per un problema fisico non posso lavorare più di tanto. E Quanto tempo ci mette a realizzare questa cosa? normalmente se faccio tutto tra l'impianto, l'apertura e la chiusura è un giro di 4 mesi. Quest'anno purtroppo anche volendo era quasi impossibile mettere tutto per il tempo, perché praticamente novembre è dedicato tutto il mese, anche prima, per mettere le luci. E col discorso delle piogge ha fatto pochi giorni buoni, quindi E se dovesse dirci più o meno un numero, quante persone... mi dica. quest'anno non ho fatto il tetto, non ho fatto le grondaie, e da quella parte ne ho messe molto meno, però forse domani ne faccio altri 2 o 3 alberi e quindi un po' alla volta. Guarda, il più difficoltoso da fare appunto è questo qua, quando metto le luci a sfera, e quel cespuglio là che ha 8.000 luci su, perché su quel cespuglio e il ciliegio che è in fianco ci sono 10.000 luci, solo là. E quindi possiamo dire che il signor Oscar da San Fior ha acceso l'atmosfera natalizia del Trevigiano. Di solito dicono che è così, spero che sia così. Bene. Comunque dai, finché ce la faccio, perché anch'io ho una certa età, ormai gli acciacchi qua e là, e anche ad evolvere il lavoro non è facile, perché tutto la distribuzione delle luci, l'impianto, i collegamenti, non è uno schema, è tutto sulla mia testa, tutto a braccio. Ma allora è una passione o lei era un elettricista? Quest'anno, fino a circa 6-7 giorni fa, la mia testa era vuota, a causa il fisico, non mi veniva idee proprio, mentre gli altri anni già cominciava 3 mesi prima alla notte a lavorare. Quest'anno proprio ho iniziato con vuoto e dopo sì, ma tutto un momento mi sono sbloccato. E se dovesse dire più o meno il numero di persone che ogni anno vengono a visitarla? Di media sulle 40.000 persone. Vedo dalla distribuzione oltretutto delle bevande che davo e delle caramelle ai bambini. Ecco, ci spieghi questa cosa, quindi lei dà anche... A dare il vin brûlé, il tè caldo e le caramelle, le calecche ai bambini, quindi un consumo era di circa 6 toiti di bevande e oltre mezzo quintale di calecche, caramelle, robe varie ai bambini. Tutto offerto, perché io non voglio niente a nessuno, non accetto una lira a nessuno, quindi quello che do è tutto offerto, visivo e materiale. Siamo a San Fiore in compagnia del primo cittadino Masetta. Anche quest'anno si rinnova la tradizione del presepe pieno di luci e di luminarie. Ormai è una tradizione per il paese, c'è l'appuntamento col parroco che dà la benedizione e poi accendiamo le luci e facciamo una cantatina. Io ho approfittato per dire ai presenti che con l'accensione del presepe spero tanto che si accendano anche i cuori per questa iniziativa che sto cercando di mettere in piedi, di creare un gruppo solidaristico nel paese che si prenda cura di chi ha più bisogno. E quindi come si augura il Natale dei suoi cittadini, sindaco? Ma auguro, come si dice, serenità e salute e spero che cresca questa voglia di comunità, che si possa vivere con più serenità nel nostro paese.